diciamo, secondo tradizione cerchiamo di essere puntuali e quindi di partire nel nostro ricordo di Luigi Einaudi. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti così numerosi. Evidentemente parlare di Einaudi è arduo. Ho chiesto a Mario De Aglio, che di Einaudi è il vero erede nell'Ateneo torinese, questa è la pura verità, e con Einaudi condivide questa, direi, incredibile, rara capacità di semplificare giornalisticamente, anche giornalisticamente, problemi molto complessi, sapendoli spiegare, diciamo, e quindi rendendo questi problemi accessibili, diciamo, alla maggioranza dei cittadini o dei lettori di un giornale. Questo non è casuale, perché sia Einaudi sia Mario sono stati collaboratori dell'Economist, e vi assicuro che non sono molti gli italiani che sono stati o sono collaboratori dell'Economist. E poi hanno collaborato a importanti quotidiani come La Stampa, poi Einaudi ha anche collaborato al Corriere, eccetera. Quindi hanno questa veramente capacità, diciamo, di tipo divulgativo importante. E ti ringrazio molto di aver accettato il nostro invito. Quando si parla di Einaudi, anche solo limitandoci, come giustamente Albina ha voluto, limitandoci a parlare di Einaudi piemontese, io credo che sia veramente affrontare una figura poliedrica, una figura complessa con interessi vastissimi, anche solo limitati al Piemonte. Lascio a Mario ovviamente di parlare di Einaudi come studioso piemontese, tra virgolette, capace di grande realismo e pragmatismo, e questo sicuramente Mario ci racconterà delle cose molto interessanti. Io mi limiterò a due sottolineature e a due aneddoti. Piemontese per Luigi Einaudi voleva dire, dal punto di vista storico-economico, i grandi sacrifici e il notevole ingegno compiuto dal popolo e dai suoi sovrani per diventare padroni a casa propria. Piemonte aveva l'avventura di avere dei vicini molto grandi e molto cattivi e quindi doveva in qualche modo cercare di essere padrone a casa propria. Per fare un esempio che per me è classico, io cito sempre Pinerolo. Pensate quante volte Pinerolo è stata persa, conquistata per via di guerre, trattati, eccetera. E sono andato a cercare e ho trovato una cosa molto divertente, perché Luigi XIV fece apporre sulle porte della città di Pinerolo questa iscrizione: Pinerolo obbedirà in perpetuo ai francesi. Fortunatamente non è stato così, i quali avranno qui una porta aperta in Italia. E così Einaudi vedeva un'affinità tra l'uomo delle istituzioni che cerca di rafforzare il proprio paese, di tenerlo integro, eccetera, e il contadino, perché Einaudi aveva questa grande tradizione della sua famiglia, che è una famiglia di origine contadina, questo impegno del contadino che cerca sempre di migliorare il suo fondo, di allargarlo, eccetera. Quindi Stato e cascina per lui avevano un'importanza chiara per essere piemontesi. E poi sempre Einaudi aveva molto dedicato impegno all'integrità del territorio piemontese, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, se ne era occupato tantissimo, ma non era solo un'integrità geografica, un'integrità di territorio, era anche un'integrità culturale. Molti non sanno, la tua Val d'Aosta è italiana. Molti non sanno che nel trattato di pace era previsto anche che i documenti diciamo, relativi a Nizza e Savoia dovessero andare a Parigi, in Francia, all'archivio diciamo, di Stato di Francia. Tutti quelli che insomma, erano interessati a questi problemi hanno cercato di resistere. Einaudi, Chabot e altri hanno cercato purtroppo non ce l'hanno fatta.
pensate 15 tonnellate, 15 tonnellate di carte di Nizza e Savoia, comprese alcune cose molto importanti per la storia del Piemonte, sono ancora in questo momento a Parigi, sono andate a Parigi. Quindi questa sua difesa del territorio era importante. Il secondo aspetto che vorrei ricordare di Einaudi piemontese era il giudizio che Einaudi esprimeva partendo dal passato valoroso e guerriero dei piemontesi, uno Stato che si è formato in lunghi e difficili secoli e che lui vedeva anche molto importante questa parsimonia tipica dei piemontesi, questa capacità di ben amministrare, che sono stati oggetto dei suoi studi molto importanti, proprio all'Archivio di Stato dove sono depositate queste carte. Amministrare bene per Einaudi non bastava, quello che in piemontese si dice gouverner ben, no, lui non bastava, l'uomo diciamo di Stato aveva certo la determinazione nel governare bene, l'uomo di Stato piemontese, ma anche la visione, grandi ideali, ecco il Risorgimento, tutte queste cose. Due aneddoti, poi ti lascio la parola. Primo aneddoto, Einaudi era un grande uomo di libri importanti, complessi, ma apprezzava moltissimo i romanzi storici di Gramegna e l'aneddoto è questo: potrebbero servire, diceva, a insegnare la storia ai ragazzi piemontesi. E poi Einaudi scrisse la prefazione alle poesie piemontesi di Dino Costa. E qui è di nuovo un altro aneddoto molto divertente. Non ho mai osato, disse Einaudi a un amico, temendo di non ritrovarlo, di ritornare all'ombra di un robusto fico secolare posto a margine dell'ala della cascina un tempo posseduta da mia nonna, dove tante volte mio fratello ed io abbiamo fatto, ragazzi, merenda con pane e uva. Ma insomma, no comment sui politici di oggi. La malinconia di Nino Costa delle serate nelle Langhe, queste serate nelle Langhe che lui sentiva dentro. Quindi certo i grandi temi dell'economia, della finanza, eccetera, ma poi queste radici fortissime. Un secondo aneddoto viene da Alessandro Passerelle-d'Antrèves, che mi raccontava che quando era direttore degli studi italiani a Oxford, nel dopoguerra, l'Università di Oxford gli aveva dato un bellissimo cottage vicino all'università e lui l'aveva ovviamente foderato di libri. Quando Einaudi, nei suoi tanti incarichi importanti, veniva a Londra per i suoi impegni istituzionali, per affinità accademiche, sabaude e poi per parsimonia, cioè per rispetto del denaro pubblico, chiedeva ad Alessandro ospitalità e quindi andava da lui. E questa parsimonia c'era anche in un altro aneddoto molto spiritoso, che Einaudi convoca uno studente per la tesi di laurea e lo studente si siede nello studio di Einaudi non c'era. E aspetta un po', poi a un certo punto Einaudi arriva, persona di grande educazione, si scusa di averlo fatto aspettare, dice: mi scusi, ma mi ero immerso nel fare una valutazione se la legna che produco ad Ogliani, portarla a Torino conviene portarla in treno o in autocarro. Cioè, io trovo che questo parallelismo è straordinario, perché sono uomini che non hanno perso il contatto con la realtà. Dicevo, e allora raccontava Alessandro, nei momenti di tranquillità Einaudi in maniche di camicia, passando da temi di politica ed economia complessi alle piccole, care cose che avevamo in comune nelle nostre radici piemontesi. Quindi potevamo parlare dei massimi sistemi di politica economica e di cose, e poi venivano a parlare del nostro Cittadino e delle piccole cose che... Einaudi era e rimase tutta la vita un piemontese. A te la parola, grazie per l'attenzione. Eh bien, a questo punto renta di buonasera a tutti. E sarebbe bello continuare in piemontese,
il programma è un po' difficile, tante cose non sono parole italiane, allora magari se mi capita qualcosa in piemontese dirai, ma adesso parlo in italiano. Allora, Luigi Einaudi, io ho cercato delle fotografie da piccolo, da giovane, perché si vede sempre Luigi Einaudi con i capelli bianchi. È vero. Ma possiamo vederlo qualche volta. E qualche cosetta ho trovato e ve la presento così. Le 3 età di Luigi Einaudi. Questo qui, lui era 1888, finisce le scuole medie e viene nominato il principe degli studi. Questa era una cosa che anticamente si faceva. Ma dove? A Moncalieri? No, a Savona, a Savona. Adesso poi vediamo perché. Poi ce n'è un'altra, che anche questa è abbastanza strana, perché è così. 1918 diventa senatore del Regno. Senatore del Regno, signori. Giovane, perché non è che... E il governo Nitti, che era perché poi invece lui con quelli dopo non aveva molta simpatia. E poi questa che è quella classica che vediamo sempre, 1948, è Presidente della Repubblica. Vedremo poi, qui c'è una piccola sorpresa tra l'altro. Quindi sono periodi di 30 anni, diciamo, tra questo, quello e l'altro, e qui vedete come cambia. Quello che io non ho mai trovato da nessuna parte, se qualcuno lo sa poi me lo venga a dire, perché era zoppo. Sarà fatto dalla nascita. Ma è quello, io penso di sì, penso di sì, perché... Mi pare che ricordavo un aneddoto di Giovanni Sadolini, secondo cui era frutto di un incidente e uno scontro con un TAN a Milano. Ma io quando c'è un ma io quando è stato troppo, che quando la trama. ecco, allora è questo. La gamba mica non è che sentiva con le ginocchia, no? Perché non... No, ma è diventato un po'. Perché una delle cose che lui oppose, una delle cose che lui oppose, perché non voleva fare il Presidente della Repubblica così, dice: ma io dovrò passare la rassegna dei picchetti di militari, come faccio io che sono zoppo? E poi in qualche modo l'hanno risolta. Allora, vediamo un pochino Einaudi, cominciamo dal nome. Gli Einaudi, scrive lui in una lettera autografa del 1953, vengono dalla Valle Maira, sopra Dronero, e lì si contano più Einaudi che sassi. E vi racconterò una cosa memorabile, tutti montanari, boscaioli, pastori e contadini. Quindi e voglio fare qualche indagine lì sopra perché io vengo dalla valle vicina e quindi qualche cosa si potrebbe vedere. Possiamo aggiungere una cosa, che questa è una sorpresa: è esistito fino a qualche anno fa un Giulio Einaudi, che non era parente, a quanto si sappia, che era arcivescovo. Arcivescovo, signori, arcivescovo. Non solo, ma non era un arcivescovo da poco, è morto già con questo Papa, quindi nato nel 1926, mi pare 28, e faceva l'ambasciatore, ha avuto incarichi diplomatici del Vaticano in tutto il mondo, con la Cina, è andato giù, ha fissato le cose, con varie cose di questo tipo. Tipo un nunzio, insomma. Un nunzio viaggiante, insomma, che non sta fermo da quelle parti, e quindi quello lo trovo interessante da vedere. Le cifre conoscete, nasce a Karù. Questo è, diciamo, in qualche modo Karù, se uno guarda sulla carta, dalla Val Maira viene giù, si trova che è subito sotto da quelle parti lì. E secondo me è proprio una migrazione che c'è stata dai popoli montanari nell'Ottocento del piemontese. A conoscere la canzone che dice Girumetta della montagna vestuvnia Lupian? Le castagne sono belle bunghe, ma ancora più Lupan. Questo mi dice tutto, no? Perché questo è veramente... le castagne sono belle bunghe, ma poi almeno mangiare il grappolo d'uva col pane era una cosa che... Quindi nasce 150 anni fa a Karù e fa la scuola elementare a Karù e poi
il ginnasio o scuola media, qui non è chiaro dai documenti quello che è, a Savona. Perché? Il padre stavano a Carù, che è abbastanza vicino a Savona, insomma, oltretutto come si può andare, e il padre era un funzionario delle imposte, era radicato sul territorio, faceva le analisi, raccoglieva i soldi, non è mai stato chiaro almeno quello che c'è, e era più portato per la Liguria. Il padre muore nell'88, la madre era di Dogliani, a Dogliani avevano una casa, l'interesse di stare a Carù era poco e quindi si sono trasferiti a Dogliani. E subito cambia anche scuola, non vai più a Savona a fare le cose, vai al liceo. Quale liceo vai? Liceo classico Cavour. Il liceo più duro di tutti, oltretutto. Lo dico io che ho fatto d'Azeglio, insomma, è noto per essere il liceo più... Stava al Convitto, che lì dietro Piazza Arbarello, si faceva a piedi quei 2 chilometrini per arrivare a Cavour, eccetera. Ottiene la maturità col massimo dei voti. Dopodiché si iscrive alla facoltà di giurisprudenza e si laurea naturalmente a pieni voti, la tesi, questa è una cosa che ricorre sempre in lui, la crisi agraria. Cosa succede quando c'è una crisi agraria? Perché? Quali sono le origini e le conseguenze? La crisi agraria dell'Inghilterra. Professore Cognetti De Marzis, a cui adesso è intestato l'Istituto di Economia. E quindi non solo, ma poi era chiaramente inserito, insomma, intanto non so dove abbia imparato le lingue, ma perlomeno a scrivere anche in inglese era bravo. Cioè, io ho poi visto, perché sono state trovate, e c'è stato il mistero di questi articoli. Quando ero a Londra all'Economist mi sono informato. E c'era un vecchio caporedattore che dice sì, ma ci arrivavano già quasi composti, insomma. Ma come gli arrivavano? Non lo sappiamo, non lo so se dicesse. Ma li avete tutti? Dice purtroppo i nostri archivi sono stati distrutti in un bombardamento. E quindi. Però cosa è successo? Che li hanno poi trovati, le minute qui a Torino. E c'è un mio collega che li ha raccolti, non si sa se sono tutti suoi perché gli inglesi mettono sempre il nostro corrispondente italiano, l'Economist non firma gli articoli d'abitudine e quindi si trova con questo. Quindi si trova lì. Allora a questo punto si aprono 4 strade diverse al dottor Einaudi. La prima è il giornalismo. Scriveva bene l'italiano e come sia, come non sia, la stampa gli fa una offerta di diventare redattore. Stipendio fisso, guardate che lui faceva l'assistente universitario gratuito, come era una volta, assistente volontario, come si diceva. Quindi il giornalismo è stata la sua prima professione. Poi abbiamo la carriera universitaria, adesso vedremo questo. Poi abbiamo l'attività pubblica, e poi abbiamo l'attività imprenditoriale agricola, della quale ci tengo, perché proprio la sua piemontesità, in fondo sono le cose che dicevi tu prima, è venuta fuori di lì. Giornalismo. La stampa lo manda 1896, anzi 97, a seguire gli scioperi del Biellese. E allora questo ragazzo giovane di campagna, pur essendo avanti eccetera, viene a contatto con una realtà che non conosceva, cioè anche l'industria, la vede funzionare, la vede ferma, fa tutte queste cose qui e se lo vede, sta a Biella per il primo contatto col mondo del lavoro. A me è capitato di fare una conferenza alla CGIL di Biella e questi contatti del mondo dove c'è una forte componente di lavoratori organizzati dell'industria tessile. Adesso conterà di meno, ma è pur sempre una cosa ed è abbastanza all'avanguardia nel mondo, nonostante tutto. Allora lui andava a sentire questi, poi andava a sentire il prefetto e poi andava a sentire gli industriali che però si facevano trovare poco, perché non era con il loro compito di parlare in quel momento lì, perché gli scioperi erano importanti. Dopo aver fatto questa gavetta, l'anno dopo, 2 anni dopo, segue lo sciopero del porto di Genova.
ed è questo che lo impressiona veramente, cioè che dà al suo liberalismo questa dimensione che bisogna occuparsi della gente. E quello che soprattutto lo colpisce è la storia di un portuale anziano che continuava a lavorare, eccetera, così, che a un certo punto gli dicono non puoi più venire. E lui non ha un soldo, non c'era la pensione. Prende una pietra, se la mette al collo e si butta in mare. E questo lo sconvolge, insomma, questo è uno degli episodi importanti della sua vita in cui capire che insomma, bisogna tener conto di questo elemento. Nel 1902 si avvicina, proprio perché ha capito queste realtà del mondo, alla Riforma Sociale, che era una rivista, possiamo dire, liberal socialista, cioè un po' aperta a dibattiti tra più parti, eccetera, soprattutto tenete conto di tutti i problemi. E nel 1903 il Corriere gli fa un'offerta. Tra l'altro lui scriveva tantissimi articoli, è velocissimo. E anche quelle bozze che si sono trovate sono leggibili, ma si vede chiaramente uno che usa una quasi stenografia, insomma, per questo. Inizia la collaborazione nel Corriere della Sera, lui scriverà, mi pare, 2500 articoli, una cosa ogni giorno quasi. E poi nel 24 sembra, non si sa bene gli inizi, la collaborazione regolare con The Economist, per il quale scriveva con lo pseudonimo, glielo davano loro, Our Italian Correspondent, fino al 1946. Io mi ricordo che quando io mandavo gli articoli, io ho lavorato all'Economist per un po', sono tornato in Italia e ho continuato a collaborare. E sì, erano un po' di decenni fa, ma cosa dovevo fare io? Avevo un tesserino, portavo il mio articolo scritto a macchina, così, tutto in stampatello. Alla posta c'era un ufficio posta, ufficio dei telegrammi, dove io portavo quello e facevo vedere il mio tesserino. Loro se lo ribattevano tutto a mano e arrivava a Londra. Ecco. Quindi immagino che più o meno fosse così, però non sappiamo. C'è anche chi dice che aveva delle vie sue, insomma, lui, come vedremo, poi diventa senatore del Regno, quindi poteva fare, girare, non doveva chiedere permessi a nessuno. Nel Corriere esce la componente Albertini, quindi quella aperta, eccetera, nel 25, a seguito del fascismo, eccetera. Dopo aver scritto 2500 articoli, in segno di protesta per il passaggio di proprietà, il Corriere passa dalla famiglia Albertini a non so bene a chi, insomma sistema tutto il regime. Forse ai Crespi. Forse ai Crespi, hai ragione, sì. E quindi smette lì. Non solo, ma dunque nel 1935 il governo fa chiudere la riforma sociale e lui fonda la rivista di storia economica, che lui è sempre stato abbastanza capace, non cercava lo scontro, ma era chiaramente da quella parte. Terminato il mandato presidenziale, quindi siamo nel 1955, riprende a scrivere sul Corriere. Questo ci sono due libri che sono molto noti, che raccolgono il meglio di questi articoli, Le prediche inutili e Le prediche della domenica, che sono i suoi cose. Alcune citazioni che vengono dal giornalismo: i nazionalisti sono il veleno delle nazioni, da un libro che questo l'ha scritto lui, come non è mai stato pubblicato in realtà, lo scrittoio del Presidente. E poi dalle prediche inutili: non esistono problemi veramente gravi i quali possano essere risoluti entro la cerchia di una nazione sola. Ce ne stiamo accorgendo in questo periodo. Chiunque dica o scriva le terribili parole "io so", "noi sappiamo", "questa è la verità", dichiara così parlando di essere fuori dal mondo della scienza. La scienza è il non sapere, non il sapere, è il cosa ricercare.
E questo lo trovo una citazione di quelle che fanno molto riflettere. Infine, il mondo non è mosso dagli interessi ma dalle idee. Le idee, le quali muovono e fanno agire gli uomini, non è detto che siano sempre quelle feconde, anzi, sono più facilmente quelle infantili e distruttive ma popolari, che non quelle fornite di spirito di libertà. Quindi da un lato va bene che ci siano le idee, dall'altro attenzione al populismo, perché è sempre questo mantenimento di una via intermedia che è difficile da mantenere in questi casi. Carriera universitaria, somiglia molto alle carriere attuali, dunque assistente volontario, poi ottiene la libera docenza, in mezzo ottiene un incarico di insegnamento nelle scuole secondarie, insegna all'Istituto Sommelier, dove poi succede una cosa molto importante per lui, che adesso vediamo. Vince il concorso per la cattedra di economia negli istituti tecnici, appunto, Bonelli e Sommelier. Vince il concorso di scienze delle finanze, come al solito si vince fuori sede, quindi viene nominato professore straordinario, poi viene spostato a Torino alla prima occasione, che è stato subito dopo, un anno dopo. Devo dire che poi il mondo degli economisti italiani allora era abbastanza chiuso e c'era il desiderio di aprire, quindi uno che si sapeva che scriveva sui giornali, eccetera, così andava bene al mondo accademico di allora. Tra i suoi laureati, Palmiro Togliatti, con una tesi sul regime doganale delle colonie. Pensate un poco. È tutto un altro mondo da questo punto. No? Togliatti, tra l'altro, era di famiglia cattolicissima. Si chiamò Palmiro perché nacque il giorno della Domenica delle Palme. E quando venne a Torino, era nato in Liguria, anche lui un po' con qualcosa di rinaudiano in quello c'era, era nato a Torino e venne in Piemonte perché il padre, che era un funzionario delle ferrovie, venne spostato a Torino. Quindi seguì le elezioni, i due, e che poi si incontrarono perché lui divenne Presidente della Repubblica e doveva fare gli accordi con tutti. E secondo me, se si andasse a vedere nelle carte, i comunisti non si opposero a Einaudi presidente, non gli votarono contro, non presentarono un altro candidato. Mentre invece De Gasperi cercò di mettere un altro e non ci riuscì. Questo adesso lo vediamo. Viene nominato direttore dell'economia della Bocconi, non era ancora la grande cosa di oggi, ma eccetera. Però il 26 il governo gli dice di no. E quindi, perché era una cosa privata, siamo sempre lì, la Bocconi aveva fatto i privati, ma si uniformava l'insegnamento pubblico, adesso togliere un professore ordinario in università statale era più difficile, ma togliere da una privata con qualche lettera si faceva. Nel 1944, dopo la caduta del fascismo, viene nominato rettore dell'Università di Torino. Scappavano tutti e ricordo un vecchio usciere che diceva il professore Einaudi veniva tutte le mattine in ufficio, eccetera. Però a un certo punto gli hanno detto: senti, qui c'è 44, vai, scappa. E è andato in Svizzera, dove aveva scritto un saggio chiamato L'economia per i parroci, che imparino come si fa, insomma, cose del genere. Ecco, poi ci sono questi, qui sono, ci sono i principali libri, che ce ne sono tanti, Le lezioni di scienza delle finanze, ancora adesso è un classico, Sistema tributario italiano. E questi erano libri che lui non ha mai scritto dei veri libri scientifici come quelli di oggi, ha sempre avuto l'aggancio con la realtà. E questa è un po' la cosa interessante anche. Adesso vediamo la famiglia, perché nel frattempo si sposa. Quando si sposa lui aveva 29 anni. Aveva 29 anni, insegnava al sommelier. Tra i suoi allievi c'era una bella ragazza, gli piaceva moltissimo. Ma attenzione, a quel tempo la maggiore età la ragazza aveva 19 anni. E quindi non poteva sposarsi. Intanto lui, a quanto poi ho scoperto,
lui veniva faceva lezioni, poi andava via, eccetera, ma se stava via qualche giorno le mandava sempre delle cartoline da Dogliani, con una cosa del genere, no? Era una cosa abbastanza interessante. Poi a quanto pare un giorno dice, dopo la lezione, può venire un momento signorina? Questa è la cosa ufficiale, poi probabilmente non gliel'ha detto così. Dice, avrei bisogno di parlare con suo padre. Il padre viene lì il giorno dopo e dice, io vorrei chiederle in sposa sua figlia. Il padre era un conte, tra l'altro. Conte non piemontese, però. Sono trasferito a Torino per qualche motivo, non ho mai indagato, ma insomma è qualcosa del genere. E il padre dice sì. E loro si sposano, un matrimonio che è durato tantissimo e hanno avuto 5 figli, di cui, che tra l'altro essendo andato al Cavour, dico io, i figli li ha mandati al D'Azeglio, perché la D'Azeglio era una cosa un pochino più... Poi non so se c'è qualche cavourino, io purtroppo per motivi di trasporti urbani i miei figli sono andati al Cavour, ma io sono rimasto d'Azeglino nell'animo, insomma un po' questa atmosfera era presente da quelle parti. Mario Einaudi era, diciamo, il più di sinistra. Tra l'altro lì c'erano dei professori come Augusto Monti, eccetera, che facevano un circolo proprio, un'atmosfera che poi è durata ancora quando l'ho fatto io. Comunque lui nel 1933 lui si laurea in scienze politiche, nel 1933 trova che niente, questo paese non si poteva restare, va negli Stati Uniti. Insegna, tra l'altro era evidentemente molto bravo, l'Università di Cornell, dove io sono stato, ha l'istituto di studi politici intestato a lui, sposa la figlia di un collega, hanno 3 figli e tra l'altro crea la Fondazione Einaudi nel 1994, uno di questi figli. C'è quindi questo ramo americano, tra l'altro sono molto bravi. Uno di questi è uno dei diplomatici top degli Stati Uniti, no? Quindi c'è un po' questa cosa che ha. Roberto Einaudi. come? Figlio di Mario è Roberto Einaudi, il nostro presidente onorario. Ah, ecco. Quindi, Roberto si laurea invece Roberto era il meno oppositore al regime, mettiamola così. Si laurea in ingegneria elettronica, Politecnico di Torino, quindi siamo intorno agli anni 30, qualcosa del genere, ufficio studi della Dalmine, direttore della Finsider, poi abbiamo commissario dell'IRI nei momenti in cui bisognava fare il trapasso, tutto molto tranquillo, e cofondatore di TechInt, muore nel 2004. Pensate che dei 5, 2 non arrivano ai 3 anni di età, muoiono subito. E sapete perché? Non c'erano gli antibiotici. Questo è. Pensate cosa hanno cambiato. Gli antibiotici sono arrivati in Italia dopo la guerra, 48 più o meno. Il terzo è Giulio, allievo appunto di Momento Monti, amico di Cesare Pavese, Antonicelli, Bobbio, eccetera, però non si laurea. Ha qualche cosa per cui questa idea dello stare sempre lì a studiare, gli interessava tutto, era animatore di queste discussioni, eccetera. Cosa fa invece di laurearsi? Fonda una casa editrice. La casa editrice esiste ancora, la casa editrice Einaudi. E la casa editrice Einaudi fino a non molti anni fa, non so se lo faccia ancora adesso, aveva l'abitudine di riunire ogni 2 giovedì o qualcosa del genere, insomma con regolarità, gruppi di collaboratori o di amici per discutere su qualche problema, e così nascevano i libri. Cioè, confronto delle idee, poi uno andava avanti, poi arrivava lui e dice ma allora scrivici un libro. E questo è stato una delle cose importanti. Naturalmente questi libri erano un po' di sinistra, diciamo così, certamente non seguiva le linee ma l'altro il padre era senatore del Regno. Il senatore del Regno, il prefetto lo chiamava e diceva senatore, suo figlio è un po' birichino.
veda un po' lei, insomma, lì, ecco. Qui è sempre stato, credo anche in famiglia, questo bilanciamento abbastanza importante. Ma passiamo adesso rapidamente, perché poi il tempo vola in queste cose. In politica, dunque, nominato senatore del Regno, prima del fascismo, vota contro lo stato di previsione del Ministero degli Interni per l'esercizio 24-25 e poi credo che dopodiché non si fa più votare. Il fascismo ha tolto il voto sui bilanci. Cioè i poteri del Parlamento erano pressoché nulli, essere senatore del Regno era un titolo onorifico e la cosa si fermava lì. Nel 28 vota contro l'ordine del giorno Ruffini contro la politica del governo. Questo sì, le poche volte che... ma non era un provvedimento specifico, era una cosa così e l'ha fatto. Nel 35 rifiuta l'adesione all'ordine del giorno di approvazione della guerra all'Etiopia. Quindi la sua presenza sui fatti che riteneva importanti contro il governo c'è stata anche in pieno regime. Questa è una cosa molto importante. Nel 1945, a gennaio, col paese a pezzi, viene nominato governatore della Banca d'Italia. E del resto era uno che si intendeva di scienza delle finanze, che parlava le lingue, che aveva tutta una serie di cose, perché no? Che tra l'altro la Banca d'Italia doveva recuperare l'oro, che era sparso un po' in vari posti. C'è Nicola Rossi che ha scritto un bel libro sull'oro della Banca d'Italia, sulla sua storia, di come era stato nascosto, eccetera. E poi a settembre entra a far parte della consulta, cioè del Senato, del nuovo Senato della Repubblica, e per un breve momento fa sia il governatore sia il senatore, insomma, quindi questo è... diventa praticamente il breve momento, poi lascia perdere di occuparsi della Banca d'Italia come tale, ma fino al maggio 47 non se ne nomina un successore, quindi è pur sempre lui che... E in quegli anni lì lui fa queste cose che nessun altro è riuscito a fare dopo, forse i tempi erano quelli che erano, cioè a risanare, a tagliare l'inflazione. Ha fatto quello che si chiama repressione bancaria, cioè le banche praticamente non potevano fare altro che prestare al governo o a quelli che il governo indicava. Quindi il governo con l'IRI, tutta questa massa di cose da trasformare, poi emetteva a sua volta delle obbligazioni, insomma ha gestito questa cosa qui, tanto che la gente doveva accontentarsi di tassi di interesse più bassi dell'inflazione. Però l'inflazione veniva giù e col 48 più o meno si è tornati a posto su questo. Dunque poi membro dell'Assemblea Costituente come candidato liberale di un seggio del Piemonte e poi vicepresidente del Consiglio e ministro delle Finanze, quindi stabilizzazione delle monete, passa dagli interessi specifici in Banca d'Italia nel 1947 a essere invece dall'altra parte, a essere il governo che fa andare avanti queste cose. E poi infine dal 48 al 55 Presidente della Repubblica. E qui c'è da dire un po' di cose. Lo diciamo poi dopo perché Einaudi agricoltore. Dunque intanto lui diceva che non ha mai in vita sua, da quando era grande, mancato una vendemmia al suo paese. Ci andava sempre, perché era considerato importante. Questi non so la verità di questi perché sono presi da un dépliant fatto dal suo paese, quindi, ma comunque tutti ci dimentichiamo che negli anni 20-30 c'era la filossera e la filossera si mangiava tutte le viti e c'era una cosa da fare che era piantare una vite americana e poi innestarci sopra le viti. E lui fu uno dei primi a utilizzarlo e quindi portò, se beviamo non solo il vino con la scritta Einaudi, tra l'altro lo sapete che Guareschi si prese un anno di galera,
E le bottiglie. Le bottiglie, perché già, invece fece sul giornale che si chiamava Candido, non so se qualcuno si ricorda, un giornale satirico, Goreschi aveva poi scritto Don Camillo, eccetera, eccetera, fa passare Einaudi e schierate ai due lati ci sono le bottiglie con Barbaresco e Einaudi. E quindi lui sembra che non ne sapesse nulla e che poi non gliele fecero fare questo anno, credo che c'era la libertà provvisoria o qualcosa del genere, ma questo era la cosa. Lui sapeva, si intendeva di queste cose. Decise fino dal 1915 di creare una cantina per produrre e imbottigliare il vino, senza limitarsi a vendere le uve. Questo era un altro passo avanti nella catena. Iniziò da subito ad acquistare vigneti, quando aveva soldi lui investiva in terra, che godevano di una particolare posizione, esposizione e qualità del terreno, per produrre i vini migliori. In genere nelle campagne lì si acquistava il vigneto che confinava col tuo. No, io, anche se era in ombra, però allarga il mio podere. Invece lui andava a scegliere i pezzi in base alla produzione, questa era la novità, insomma, che veniva di lì. Lasciò la conduzione delle terre e delle vigne ai mezzadri e alle loro famiglie perché condividessero la prosperità che contribuivano a fare. Cioè lui dava gli ordini, fissava gli obiettivi, se c'era qualche cosa di grave, ne parlavano con lui o quelli che Metteva un po' di capitale. metteva un po' di cose e ha tirato avanti così e ha fatto questo. E ogni podere godeva di una propria autonomia, una modalità allora rivoluzionaria di condurre la proprietà. Cioè lui non doveva dirgli metti la pianta qui, no, tu sei, tu hai metà del raccolto, quindi vedi tu, quella cosa lì la lascio fare a te. Quindi questo è un liberismo abbastanza interessante. Restaurò le cascine, mise a disposizione di chi lavorava la terra trattori, elevatori meccanici, motofalciatrici e rimorchi che facilitavano i trasporti e alleggerivano il lavoro del campo per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, forse anche per aumentare la produzione. Ma comunque c'era anche questo, lui si era reso conto dagli scioperi di Biella, dalle cose che quelli che operavano sul lavoro dovevano essere in qualche misura sostenuti. E qui c'è questa frase che io ho cercato a lungo, alla fine l'ho trovata, che riguarda la sua idea del mercato vista dal mercato di Dogliani. Anzi, qui non è il mercato di tutti i giorni, è la fiera. Tutti coloro che vanno alla fiera sanno che questa non potrebbe avere luogo se, oltre ai banchi dei venditori, i quali vantano a gran voce la bontà della loro merce, quindi la pubblicità va bene, si può fare, oltre alla folla dei compratori che ammira la bella voce, ma prima vuole prendere in mano le scarpe per vedere se sono di cuoio o di cartone. Ecco per noi è un po' la bellezza, no, di queste piccole osservazioni. Non ci fosse, se tutto questo, oltre a questi due che sono gli elementi, una voglia di comprare, una voglia di vendere, cose del genere, di controllare le merci, di fare pubblicità, se non ci fosse qualcos'altro. Che cos'è il qualcos'altro? Il cappello a due punte della coppia dei carabinieri che si vede passare in piazza. Oh, ordine pubblico deve essere garantito. La divisa della Guardia Municipale, che fa tacere due che si sono presi a male parole, e direi anche io controlla che ci siano i prezzi esposti e che se si dice che sono mele di un certo tipo non siano mele di un altro tipo. Quindi le cose così. Il palazzo del municipio col segretario, il sindaco, la pretura e la conciliatura, il notaio che redige i documenti, l'avvocato a cui si ricorre quando si crede di essere in torto, e poi qui mi è andato fuori quadro, ed è la seconda volta che mi succede, perché c'è ancora il parroco. Il parroco che vorrei trovarla perché poi magari dopo se la troviamo, la trovo subito, perché sulla stampa mi pare che ce l'avevo. Sulla cosa stampata,
il parroco, il quale ricorda i doveri del buon cristiano, doveri che non bisogna dimenticare nemmeno in fiera. Quindi questa è la cosa che lui diceva. Tra l'altro lui era cattolico, si sposò in chiesa, insomma fece tutte le cose, non ne faceva un particolare mostra, ma uno dice i liberali, eccetera. E per finire 3 paradossi. Pur essendo liberale era cattolico, pur esistendo una tradizione liberal cattolica in Italia, i Manzoni, eccetera, la maggior parte del liberalismo italiano non era cattolico. Prima di diventare il primo presidente eletto della Repubblica, Einaudi era monarchico. Questo è il 24 maggio 1946, ossia pochi giorni prima del referendum istituzionale del 2 giugno, poi diventato festa nazionale, in un articolo sull'Opinione, che era il giornale del Partito Liberale, dichiarò apertamente la sua scarsa fiducia nella possibilità della Repubblica di introdurre i cambiamenti di cui l'Italia, uscita dalla guerra, aveva bisogno. Il suo pensiero è sintetizzato nella frase: la monarchia, forza storica, potere posto al di sopra dei partiti, deve diventare quell'istituto di cui in Inghilterra si dice che non se ne parla mai. Adesso se ne parla anche troppo, ma il parlare, se guardate, il parlare della Casa Reale inglese non è mai di politica. Non c'è nessuna preferenza per l'uno o per l'altro. E l'unico re che cercò di fare un po' di politica, andava a trovare i minatori in sciopero, che era Edoardo VIII, gli fecero dare le dimissioni. Lo mandarono a fare il governatore delle Bahamas. Ecco, quindi questo è un po'... E poi disse anche che, dice, io non voto, in questo stesso articolo, non voto per la monarchia perché pensi che il re mi difende gli averi, non voto per la monarchia per tutta una serie di cose così, ma la monarchia deve diventare questa cosa. Poi cosa succede? Poi si deve finalmente eleggere il presidente, perché allora c'era De Nicola che ha fatto da ponte, De Gasperi era candidato Carlo Sforza, che incontra l'opposizione della sinistra, era troppo di destra, insomma, in qualche modo. Di sinistra no, dice se cominciamo così, Togliatti, immagino qualcuno, anche lì, con De Gasperi si saranno parlati molte volte, e non riusciva a ottenere neanche il voto di tutti i democristiani. Uno dei motivi che viene fuori dai giornalini dell'epoca è che questo Sforza amava un po' troppo le donne, e che quindi un presidente della Repubblica... Bellissimo uomo. appunto, e che quindi fare questa cosa non andava tanto bene, ma la corrente di Dossetti, soprattutto quelli della sinistra, così, dopo i primi 2 scrutini la dirigenza democristiana decide di cambiare candidato e prova con Einaudi. E si trova che i liberali gli dicono di sì, i socialdemocratici gli dicono di sì, e i comunisti gli dicono noi non ci opponiamo. Quindi loro non lo votano, ma non presentano un altro candidato, quindi è un po' un modo di unire il paese. Al terzo scrutinio, dunque, lo sapete voi come si elegge un Presidente della Repubblica ancora oggi? C'è l'Assemblea che lo elegge, che adesso comprende anche i rappresentanti della Regione, e bisogna, nelle prime 3 votazioni, bisogna avere la maggioranza dei 2/3. E al terzo scrutinio Einaudi ottiene la metà più 1 dei voti. A questo punto però la maggioranza si riduce, cioè dal quarto scrutinio, è successo anche con l'attuale, che i primi 3 sono così, per conoscersi meglio. Al quarto, l'11 maggio, 518 voti, ha superato la maggioranza assoluta e ha avuto l'incarico. Dopodiché prende la parola, fa un discorso che dura 17 minuti. Grazie così, e poi tutti a lavorare. Poi si parlava prima della parsimonia dei Einaudi, questo è un noto aneddoto. Lui invita al Quirinale qualcuno a mangiare, arriva la frutta, ci sono
frutte molto belle, molto così. E lui dice, ma sono troppo grosse queste frutte. Non avete qualcosa di più? Presidente, no, non abbiamo. Allora prende il coltello, prendiamo una pera grossa così, la taglia a metà, si prende la parte col picciolo e offre al suo invitato l'altra metà. E questo è diventato un po' un simbolo della parsimonia di Einaudi, tant'è vero che una delle fondazioni Einaudi fa diciamo ogni tanto, se vuol fare, ha fatto insomma una cosa di mezza pera che ti regala a Natale o cose del genere. E con questo credo proprio di aver finito. Grazie caro Mario perché ci hai fatto un panorama veramente ampio di cosa voleva dire per Einaudi una cosa in cui lui credeva veramente, il Piemonte. E allora noi forse qui abbiamo anche una responsabilità, forse, e l'abbiamo già detto qualche altra volta, ma è una responsabilità vera. Il Centro Studi Piemontese deve continuare queste tradizioni, perché sono tradizioni che hanno fatto veramente la forza di questo paese e la forza di questa classe dirigente di cui forse oggi ne abbiamo particolarmente bisogno. Io credo che se c'è qualcuno che vuole dire qualche cosa, prego. Ma volevo chiedere, mi hanno fatto la prima guerra mondiale, visto che lui scriveva per il Corriere di Albertini, che era interventista, ma lui personalmente come si poneva in rapporto all'entrata in guerra? E che rapporti aveva con Giuritti, visto che condizione era... Devo dire che proprio non lo so, non so se ne ha mai scritto, perché può anche darsi, lui non è che si andasse a occupare di tutto, se non veniva, lui parlava di economia e quindi non mi risulta neanche che negli scritti di scienza delle finanze ci sia qualcosa di veramente... Mi pare che c'era un'altra... Prego. Le faccio una domanda un po' particolare, quindi se non è nel giusto solco mi corregga. Lei ha citato la tesi di laurea di Einaudi intitolata La crisi agraria nell'Inghilterra del 1895. E questo mi sorprende perché sono in difetto io, nel senso che avevo letto su un estratto di studi di storia patria, un resoconto molto preciso di Luigi Einaudi sul finanziamento del principe Eugenio nella guerra di successione spagnola, che era una cosa estremamente interessante perché la regina Anna all'epoca aveva fatto una raccolta di fondi, aiutati anche da John Churchill, per darlo direttamente al principe Eugenio sul Banco di Venezia. Si parla di 1 milione di sterline oro, che mi sembra una cifra folle per l'epoca, perché non avevano fiducia nel governo asburgico, che era ampiamente noto carico di debiti e quindi difficile. Quindi c'è un aspetto estremamente interessante che sarebbe utile da poter riesumare anche per ulteriori studi e avere una conferma, cioè se in questa tesi studia anche questi aspetti che sono prettamente economici, perché è uno studio del costo di una guerra, però diciamo che poteva creare grossissimi problemi e quindi da questo emerge anche un'autorità quasi a livello europeo del principe Eugenio per la sicurezza e l'affidabilità che dava. Ed è in quel momento che le chiedo anche la nascita dei 2 partiti contrapposti, White e Tory, che nel contesto del Parlamento sono riusciti a tirare fuori questo finanziamento che è qualcosa di veramente interessante. Grazie. Tengo presente la cosa, magari ci teniamo in contatto, vediamo un pochino, perché io ho molte, almeno a livello di titoli e di cose, ed Einaudi scrive molto di agricoltura e molto di Inghilterra. Infatti lui viene a contatto con l'economia studiando Adam Smith, studiando Riccardo, studiando i grandi economisti dell'Ottocento, quindi interessandosi del commercio che avveniva.
quando io ho citato la tesi di Togliatti, dico, in altri termini, eccetera, era una specie di cosa sulla globalizzazione, post-globalizzazione. Quindi questo sarebbe anche da interessare. Poi là c'è qualcuno? 2 volumi che ha pubblicato sulle entrate pubbliche dello Stato sabaudo monumentali e la finanza pubblica dello Stato sabaudo alla presa del XVIII secolo, ma anche Dogliani, lo studio economico su Dogliani, sono già un esperimento che va al di là degli studi sia sull'Inghilterra sia sul Massachusetts e chi più ne ha più ne metta. Erano degli studi colossali che poi qualcuno ha criticato perché probabilmente c'era una riga sbagliata, ma accidentalmente erano monumentali e una fonte ancora oggi importante. Tra l'altro lui scrive molto sull'agricoltura di Dogliani, soprattutto da giovane. Il volume che pubblica è ricchissimo di notizie proprio sulla vita economica di Dogliani. Prego. Se posso, è un'osservazione che ho fatto più fatale. Io sono ragazzo di 33, quindi non c'è Aspetti che arriva il microfono. cosa. Lo hai fatto. Cosa hanno fatto i nostri genitori, i miei genitori, quali fede nessuno durante il fascismo? Perché il discorso Einaudi, anche se non ha votato da senatore 2 volte nel 16, nel 26 e nel 37, non ok, per il resto tutti silenti. Il popolo italiano è protestanto addormentato, parlo di mio padre che può insegnare nessuno. Tutti i nostri genitori, sapendo qualcuno eccetera, Scorza ad esempio è andato in America, non tutto è andato in America, lui è stato poi in Svizzera nel 1944 e avesse avuto i quattrini sarebbe andato anche mio padre, una cosa ben diversa. Durante il fascismo questi nostri grandi sono stati un po' silenti, un po' zitti, un po' tranquilli, un po' tranquilli. Ecco, perché risvegliarsi nel 42 era facile. Sì. Ecco, prima un po'. Grazie e scusate che... Sì. Le racconterò i casi di mia madre. Mia madre fu una delle prime laureate in economia e divenne assistente volontario, cioè quel tipo di carriera lì. Non con Einaudi perché era il nuovo istituto di economia che era il professor Pori. Poi succede che Pori muore improvvisamente e Pori aveva una biblioteca. Quindi viene in contatto con Einaudi perché Pori non era sposato, aveva una sorella che non capiva niente di libri, arriva Einaudi e fa un'offerta complessiva bassa. Perché faceva parte, insomma, una volta che sei sul mercato agisci come sul mercato, quindi purché sia chiaro che la fai, che come la fai, eccetera. E questa è una cosa. Poco dopo il fascismo decide che le donne non possono fare la carriera universitaria di economia. Allora mia madre fa il concorso per insegnare l'economia nella scuola secondaria, lo vince, tra l'altro al primo posto giù in Puglia, cose del genere. Dopo 6 mesi il fascismo dice che le donne non possono insegnare economia neanche nella situazione di questo genere. E quindi cambia completamente, trova dei parenti che la finanziano, va in Inghilterra, impara l'inglese, scrive grammatiche inglesi e cose del genere, poi fa la preside, eccetera. Preside del sommelier, tra l'altro. Quindi. Ecco, questo per dire che c'era una parte molto grossa della popolazione che ha sofferto di questo. A casa mia erano tutti antifascisti per definizione, perché c'era questo elemento di... se c'è stato un momento iniziale in cui il fascismo, proprio agli inizi, prima della marcia su Roma, sembrava accogliere tutti e essere più o meno accettato, di lì in avanti le radici delle opposizioni si sono tirate fuori abbastanza. Purtroppo molti sono andati in Russia, Togliatti per esempio uno di questi, quindi poi non è stato sufficiente, insomma, diciamo che i grandi borghesi di allora lasciarono fare. Ma ci fu, per esempio in Piemonte, ci fu una forte tradizione di antifascismo, popolare anche.
C'è una barzelletta che circolava, che io ho sentito da mio padre. Un giorno Mussolini viene a Torino a visitare Mirafiori, o il Lingotto, ed è lì che parla. A un certo punto ci sono due operai, uno fa l'altro. Ti, cosa che ti smerzo sì? Non sì. Duma fuori. Vanno fuori a parlare. Allora? Ampias. Aveva paura, perché in un posto dove a nessuno piaceva Mussolini, questo qui dice, se devo dire che mi piace devo andare fuori. Questo poi si vede nella Resistenza, che poi è stata, al di là dei fatti di guerra, eccetera, proprio che la gente a un certo punto ha smesso di lavorare per quella parte e è venuto fuori tutto quello che è venuto fuori. Loro la pace l'ha dato anche Croce, Benedetto Croce, che viene oggi immaginato il grande pensatore eccetera. Ma leggendo molti libri qualche punto interrogativo se lo devo mettere. Sono 45 milioni di italiani antifascisti che sono fascisti, non diventati antifascisti, è un libro di oggi detto da Churchill, mi sembra, ed è un dato di fatto almeno. Io avevo 12 anni nel 45, vedi, mi bambino detto che ha fatto il pulizio dell'Europa e buonanotte. Però i miei genitori, mia mamma, che era forse la più seria, tra virgolette, della famiglia, diceva papà, però la camicia nera ci divora, cavolo. Un libro di, poi lo so, smetto, un libro di Dosi del 2000, che lei sicuramente conosce, parlava della cultura piemontese, sicilia, torinese durante il fascismo, e dice delle cose anche molto tristi. Più volte che non si trova gente, poi per mangiare, adesso tipo la sua carriera di sponsor l'ho portato avanti, quindi sono un povero certo facile per me. Grazie. Molto interessante la lezione, molto interessante il riferimento al Piemonte e all'essere agricoltore delle Langhe, che secondo me ha molto a che fare con la sua opera straordinaria da Presidente della Repubblica, perché in quegli anni che si costruisce Riviera Reyes, quindi di grandissima attualità oggi. Molto interessante la sottolineatura che lei ha fatto. Pensiamo al libro Lezioni di politica sociale e pensiamo al ruolo che ha avuto il cristianesimo sociale nella costruzione dell'Europa. I capi di Stato, Spaak, Adenauer, Schumann, Monnet che era ministro, De Gasperi e insieme ai Naudi sono i grandi costruttori di quella opera straordinaria di grandissima attualità anche all'8 e 9 giugno, quando si andrà a votare per un'Europa che non sappiamo quale destino avrà. Questo è Einaudi che mi interessa molto. Grazie. Sì, vorrei ricordare un aneddoto relativo al giovanetto del Trentino, che è una cosa che fa rispondere a quello che diceva il signore prima, il giovanetto dei professori universitari richiesto dal regime del 31, che non giuravano 12 professori. Esatto. 12 su, se non erro, vado al modo per sbagliare il numero, 1850, 48-50 che erano i professori dell'epoca. E Einaudi ebbe dei dubbi se giurare o meno. E andò a consultare Don Benedetto Croce e gli chiese che cosa fare. E Croce gli disse di giurare, perché poteva comunque continuare a insegnare la sua dottrina, i suoi valori agli allievi. Questo giurare con riserva mentale deve essere stato uno delle leve che spiegano, diciamo così, la grande adesione, oltre al fatto che non giurare significava avere la vita dominata. Cioè, voglio dire, in Piemonte abbiamo l'esempio eclatante dei due figli. Il padre era un padre della patria, diciamo all'epoca, ma il figlio era molto più giovane e aveva la vita dominata, praticamente. Poi si suicidò, diciamo, un po' più tardi. Per cui non giurare era veramente una faccenda dura, perché infatti pochissimi seguivano. Lui ebbe dei dubbi. Certo.
Dunque è molto difficile giudicare ex post, bisogna contestualizzare i fatti. L'onda lunga della cosiddetta guerra civile del biennio rosso, anche se era superata ed era finita, aveva lasciato una guerra civile strisciante, col cavolo, migliaia di feriti e di morti, aveva lasciato un segno che aveva indotto a pensare che ci fosse un male maggiore e un male minore. E quindi bisognerebbe sempre guardare i fatti nel contesto in cui si svolgono. Ecco, per qualche intervento. Dal microfono. Visto che è il tesoriere del Comitato Nazionale. Non mi vedete, non ho una lira e soprattutto non ne ho da distribuire. Però, dato che sono il presidente della famiglia piemontese a Roma, voi dal mio accento direste il contrario, ma anche i piemontesi nascono all'estero, emigrano. Mio padre se ne andò negli anni 40 a Roma e io sono nato e vivo da allora a Piazza Navona, quindi hai un bel dire che sei piemontese, alla fine non si sente. Però quello che funziona è il fatto che quell'omino là è il nostro amico Renzo, ecco, e Renzo è il fondatore. Allora, noi stiamo di anniversario in anniversario, sì è vero, sono 150 anni dalla nascita di Einaudi, che tra l'altro è un'idea che ci è venuta mentre stavamo a Rieti, guardi, ricostruisco la cosa perché era un anno e mezzo fa e avevamo fatto una manifestazione per un anniversario dello Statuto Albertino, quindi c'erano dei professori eccetera, e avevamo chiesto uno fa, oh Morbelli ti ricordi che poi quest'altro sono 150 anni ai nati, non ci avevamo proprio pensato. E allora ci siamo dati da fare perché tra l'altro esiste, è bene che lo sappiate, un'istituzione che è un'unità di missione, come si dice dalla Presidenza del Consiglio, che si occupa dei centenari, eccetera. E noi giocavamo a 150, la centenario 150 l'hanno accettato e quindi, seppure in ritardo, perché avremmo dovuto farlo nel marzo precedente, siamo riusciti a entrare e a accettare questa cosa, anzi ci stanno per arrivare anche dei soldi, quindi il tesoriere comincia ad assumere una certa importanza. E questo anniversario si è avuto con grande successo prima c'erano tutti i figli, c'è un po' di confusione in casa Einaudi, usano sempre gli stessi nomi. Io vorrei che le prossime generazioni, uno si chiama Arturo, un altro, invece qua ricorrono sempre, eccoli là, ricorre Mario e Roberto. Sì, un momento, ma il presidente nostro onorario è Roberto, ma è figlio di Mario, e così la cosa continua in maniera indefinita. Ogni tanto esce fuori un Mario, ma tu chi sei? No, io sono il figlio di Roberto. Dio mio. Ecco, però detto questo, siamo riusciti con l'aiuto della famiglia e soprattutto con l'aiuto del primo siciliano presidente della Repubblica, perché l'ha presa di grande slancio e quindi noi siamo con sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Questo ci ha quindi spianato la strada, abbiamo già fatto, la partenza è stata nel giorno anniversario della nascita in Campidoglio con il Presidente della Repubblica e con il Presidente della Repubblica tra l'altro tornerà a Torino perché non al centro Einaudi ma alla Fondazione Einaudi verso ottobre-novembre. 28 novembre. 28 novembre, giusto, 28 novembre deve venire per la pubblicazione dell'opera omnia, quella che viene fatta, è una cosa di Stato addirittura, per i grandi uomini lo Stato pubblica tutto il repertorio. Questo è un altro anniversario che arriverà a breve, ma io volevo citarvene altre due o tre. Forse vi ricordate, c'è una solita immagine che vede Einaudi seduto su una vecchia 1400 vecchia, allora nuova, con accanto Pella, e tra Trieste. Accidenti, guarda che combinazione, benissimo. Il 4 novembre saranno 70 anni del ritorno in Trieste e quindi ci hanno chiamato, allora dobbiamo fare grandi cose. Di anniversario in anniversario ce ne è venuto in mente un altro e a ottobre più o meno l'abbiamo un po' così al naso perché non ci ricordiamo, sappiamo dove ma non sappiamo quando. Fu costituita la famiglia piemontese di cui io oggi sono presidente, il primo presidente fu Soleri che era appunto il grande amico di quello che poi è venuto qui a fondato il centro studi piemontesi e subito dopo morì, ahimè, perché Soleri è morto nel 45, nel 47 e è diventato presidente della famiglia piemontese. Ha lasciato il posto nel 48, cioè più o meno il giorno
pochi giorni prima di salire al Quirinale, che è l'unica volta che io ho visto il Presidente, ma l'ho visto da lontano perché mia madre mi portò a pensare di ecco arriva il Presidente, e arriviamo tardi, e quindi io non l'ho visto in faccia, io ho visto il sedere dei cavalli che salivano su per la salita per andare al Quirinale, erano i carabinieri, non erano ancora i corazzieri, perché i corazzieri li ha fatti tornare appunto in Audi, tant'è vero che i corazzieri quando si parla di Einaudi è quello che ci ha fatto tornare a essere col pennacchio giusto. Bene, che noi quindi faremo gli 80 anni perché nel 1944, visto che si parlava liberali, erano tutti quasi liberali, non tutti, perché accanto nell'auto, dicevo il 1400, c'era Einaudi e c'era Penna. E Penna è quello che è stato poi il presidente della Famiglia Piemontese dopo Einaudi. Poi dopo è venuto Sarti, poi è venuto Altissimo, insomma una lunga sequela di persone che noi onoreremo, diciamo, celebreremo in ottobre, faremo gli 80 anni della Famiglia Piemontese, invitando, e hanno in parte detto sì, ma come sempre dicono tutti sì, e poi dopo sarà difficile portarceli tutti assieme, il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Regione Lazio, il Sindaco di Torino e il Sindaco di Roma. Questi saranno gli invitati speciali, saranno quelli che ci aiuteranno ad alzare il calice, ma verrà poi, ma hanno detto che viene anche Passerella a Treve, ma lui non lo sa ancora. Pigliamo nota perché Albina si è già venduto il nome, ha detto no, vengono e Passerella a Treve. Quindi l'aspettiamo a pranzo. Anche perché la famiglia piemontese di Roma esiste, i presidenti è stato Renzo Gandolfo che aveva la regia di tutto. Di tutto è stato, dal 44 al 61 è stato, non è mai diventato presidente. E per delle volte contano di più i vicepresidenti, perché se non ci fosse stato lui non sarebbe nato nulla. Ed è stato un bel anche perché guardando, dice adesso che cosa ci possiamo inventare? Siamo andati a guardare, possiamo rompere le scatole un'altra volta al Presidente della Repubblica? No, già viene per i 150 anni, ma andando a vedere noi, alla Famiglia Piemontese sono venuti, no, Saragat andammo noi noi, io avevo 8 anni, andarono loro da Saragat. Ma Leone venne, Napolitano venne, Pertini venne, cioè i presidenti della Repubblica avevano l'abitudine una volta ogni 10 anni, perché i famosi i 30 anni, i 40 anni, i 50 anni della Famiglia Piemontese hanno sempre goduto della presenza del Presidente della Repubblica. La Presidenza della Repubblica era molto affezionata grazie all'eredità di Einaudi, devo dirlo, così come per anni e anni tutti i governatori della Banca d'Italia, finita la loro relazione, dicevano tutti a pranzo, e andavano tutti a pranzo alla Famiglia Piemontese. Adesso la sede famosa non c'è più, forse non avremo neanche i quattrini per invitare tutti a pranzo, ma non faremo va bene, a tutti quanti, intanto sono tutti i banchieri, potremmo ricordarli, va bene? Mi sono scordato 2 cose, scusa che c'è la via tua che mi fucilla. Sabato prossimo è un convegno organizzato appunto dalla Fondazione nel Festival dell'Economia e saremo Al corridoio di San Filippo Neri. San Filippo Neri, all'Hotel San Filippo Neri, in un orario bellissimo, di sabato alle 3:30 del pomeriggio. Non so, dormiremo, ma dopo pranzo possiamo dare dei caffè. Vorrei però invitare tutti quanti, se non hanno niente da fare, loro signori sono invitati il 1° ottobre nella spianata davanti al Colosseo. Noi piazziamo un pianoforte e Ludovico Einaudi, nipote di figlio di Giulio, ed è uno che viene ricordato bene perché è l'unico che non si chiama né Roberto né Mario. Ecco, Ludovico Einaudi farà un concerto, quindi la sera, tardo pomeriggio del 1° ottobre a Roma davanti a Colosseo. Grazie. E Lodovico Einaudi è veramente un grande musicista, veramente di un livello internazionale. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande o interventi, credo veramente un grande ringraziamento a Mario perché ci ha fatto passare un paio di belle ore ricordando veramente un grande piemontese, ed è stata giusta l'idea di Albina di parlare qui
è Einaudi piemontese perché senza Einaudi piemontese non ci sarebbe stato il grande Einaudi internazionale. Grazie a tutti.